Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Siamo in Catalogna, siamo 12esimi con Ricciardo, non riesce ad andare in Q3 e settimi con Lando Norris. Quindi Norris è veramente in un bel momento. Strategie diverse, due pit stop per Ricciardo, una per Norris. Vediamo un po' come va. Con Ricciardo vorrei spingere tanto nel primo stint che possiamo permettercelo. Diciamo che abbiamo un buon margine. Andiamo. Tanti incidenti in Non qualifica. vorrei sfidare la sorte, ma c'è più di una nuvola in cielo, proprio sopra la griglia di No, ma non è partenza. prevista pioggia, teoricamente. Ci siamo! Inizia il Gran Premio di Spagna. Vai, raga, Gran Premio di Spagna, Catalogna. Vogliamo altri punticini irridati. Vogliamo il quinto posto. Vai, vai, go, 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 go. Vai, vai, vai. All'inizio si attacca. Vai. Qua Ricciardo perde già posizioni. Norris ha perso già una posizione. Passo spettacolare della McLaren. Siamo su Norris. Dai, Norris, non cominciamo di merda. Abbiamo messo poco carburante, eh? Come è impattato? Oddio. Dai Norris, Ricciardo 11esimo, è iniziata la gara. Cerchiamo di stare concentrati e portare a casa altri punticini importanti. Bravo Norris. Mamma mia, Norris scatenato, il talentissimo Norris. Allora, Ricciardo tra il 20 e il 26, Norris dal 31 al 37. Ok. Bravo Norris, 6 place. Ricciardo, 10 place. Godo. Con Ricciardo possiamo stare iper tranquilli, possiamo andare veramente a bomba. Con le gomme. Teoricamente possiamo fare tutto lo stint al massimo. Teoricamente, dopo a conti fatti non lo so. Vai Norris. Mamma Norris. Scatenato Lando. Scatenato Landone. Bravo Lando che supera Max. Lando supera Max. Non so duro Max. La McLaren sale e va avanti. E Ricciardo supera Alonso. La strategia c'è per il momento. Nice job. Blau job, blau job. Ok. Norris si trova in quarta piazza. Le Ferrari comunque sono iper devastanti. Ma a noi non interessa per il momento. Attenzione, Norris vuole anche Perez. Stiamo migliorando però, si vede che abbiamo fatto passi importanti anche con lo sviluppo e tutto. Ricciardo ottavo, anche Ricciardo scatenato. Via McLaren in questo momento devastanti, ma è chiaro che stiamo andando tantissimo adesso, stiamo spingendo al massimo. Attenzione, Norris quinto, Ricciardo già settimo. Ricciardo è già settimo, signori. Neutro. Neutro. Buono, buono, meglio di così non poteva iniziare la gara. Attenzione Norris. DRS enabled. Attenzione Norris per la quarta. Norris vuole la quarta. Fastest di Ricciardo, che penso sia l'unico. No, no, guarda che strategie diverse per tutti, incredibile. Bello, 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 bello. Ricciardo è quarto. Rick è quarto, Rick. Bravo Rick. Siamo su equilibrata e vediamo un po' il passo. Stiamo girando veloci, mamma mia. Bisogna capire com'è il ritmo, abbassando un po' il tutto. Norris vuole addirittura il podio, mamma mia ragazzi, Norris è scatenato, attento Lando. Scatenato in questo momento Lando Norris, terza posizione per Lando. Terza posizione per Lando.
No, no, Ricciardo, ho sbagliato. Copy, copy. No, Ricciardo, no, sbaglia sì. No, lo vendo. Adesso sta 2 ore C'è stato un così. bloccaggio. Ha rotto i coglioni, Ricciardo. No, no, dopo questa veramente. Salutiamo Ricciardo, mi ha rotto il cazzo. Non è possibile, sbaglia sempre Ricciardo, sbaglia continuamente. Norris invece bene. Andiamo un po' su standard. Cominciamo a conservare un po', vediamo come va. Ricciardo era veramente uno stronzo. Ricciardo sei uno stronzo, dai. È ufficiale. Save fuel from now, please. Save fuel from now. Sì, sì, mi compro qualcuno, vediamo chi riusciamo a prendere. O se no, diamo una chance a Van Dorn. Scandaloso Ricciardo, scandaloso. Vediamo Norris come tiene con le gomme adesso, perché comunque Norris deve stare un po' più attento. Sta tornando sotto Gigi. Ma Ricciardo, male, male, male. Si rifà sotto Hamilton. Confer. Appena abbassiamo un po'. La Mercedes conquista una Beh, posizione. ciao. Sì. Sempre la Mercedes, ricordiamolo. Norris torna davanti. Ok. Ma Ricciardo veramente è inaccettabile. Inaccettabile l'errore di Ricciardo. Mercedes ha sorpassato. Va bene. Sorpasso spettacolare della Ah, Mercedes. va là. Attenzione, problemi per Norris. Addirittura sesto Norris adesso, eh. La Red Bull è avanti. Norris ha perso parecchie posizioni. Charge off. Yeah, confirm. Abbiamo 2 macchine in zona punti. Porca miseria. 96. L'ultimo giro 1.25. Sembra, insomma. Vai. Dai Landone, dai. Un po' veloci. La McLaren sale e va avanti. Fastest di Charles. Ricciardo veramente non lo considero minimamente dopo l'ennesimo errore. Ma siamo molto vicini nel corso dell'11° laps. Nicely done, nicely done. Ricciardo sta risalendo e Ricciardo anche il passo, ma sbaglia troppo. Adesso vado a vedere alcune cose perché non capisco perché Ricciardo debba sbagliare ogni volta. Ci avete rotto il cazzo. 79, usura di Norris. Ma siamo in linea comunque, siamo in linea. Le Ferrari comunque di un altro pianeta, eh. Le Ferrari di un altro pianeta per il momento, purtroppo. E anche Norris sbaglia, ma sbagliano solo i miei. Ma sbagliano solo i miei. Incredibile, ottavo. Solo i miei, solo i miei. Stato dritto. Let's have 100%. È pazzesco, sbagliano solo i miei. Gara buttata via per entrambi. In finale hanno sbagliato solo Norris e Ricciardo. Perfetto. Tutto regolare.
C'è bisogno di qualcosa. Norris sta sprecando troppa benzina, però Big lift. non va bene. Confirmed. E qua anche purtroppo le gomme. Veramente anche gli errori non hanno aiutato. Purtroppo. Sul passo di Ricciardo sta recuperando anche bene. Vabbè, qua adesso deve stare un po' tranquillo Ricciardo, c'è Norris perché stava consumando tanto, abbiamo tempo di ritornare in corsa. Che enduro adesso. Tra un po' c'è anche la sosta per Ricciardo. Bravo Ricciardo, attenzione. Ma nonostante Ruote bloccate. Tsunoda. Diamo uno sguardo. Vediamo cosa combina Tsunoda. Ruote bloccate. Sì, sì. Errore che costerà caro. Bravo comunque Norris, dai, che nonostante stiamo praticamente tenendo botta. Vediamo adesso la finestrella. Ricciardo è in finestra ormai, Ricciardo là in finestra. Ricciardo là in finestra. Tra poco andiamo con Ricciardo, Dopo se ne stanno andando relativamente a ottenere assolutamente un po'. Beh, qua sono anche a posto, Possiamo anche spingere adesso. Non riusciamo a fare il sorpasso, nonostante stiamo cercando di tenere le gomme. Dai Norris, dai. Siamo su aggressivo. Anti-attacco. Ma è andato anche i box, ma vaffancuore. Accumulo. Tanti vanno ai box adesso, Anche Ricciardo adesso tra poco lo mandiamo. Facciamoli dare tutto a Ricciardo. Bella safety car magari, no? Datemi la safety. Ok. Allora, adesso abbiamo detto che abbiamo medium. Medium. Vai. Recharge off, please. Confirm. Cerca di dare tutto. Le gialle, le mie gialle purtroppo sono più usurate. Questo non va bene. Ricciardo ha recuperato anche bene senza quell'errore. È incredibile, anche Ricciardo poteva lottare per posizioni importanti. Ma in realtà se siamo stronzi non è certo colpa nostra. Tanti vanno i box adesso, però, Io sinceramente aspetto, però. Vediamo cosa mettono. Ricciardo i box. Sono proprio curioso di capire. Vanno di media. Allora comincio ad attaccare. Vai. Ricciardo in sosta. Vediamo Ricciardo come esce. Speriamo bene. Ricciardo è decimo per il momento. Ricciardo è su 2 soste, 11esimo, 12esimo. Dai che abbiamo recuperato. Ok. Andiamo da Lando che è secondo in questo momento. Ci vorrebbe la safety car adesso, che non arriverà ovviamente.
Io spingo ancora con Norris e vado avanti. Finché le gomme tengono, io vado avanti, sinceramente. Comunque le gomme tengono, quindi... ai box Russell, intanto... attacco con Ricciardo. Let's have maximum pace this lap. Okay, understood. Vediamo tutto, siamo in prima posizione, incredibile, per la prima volta siamo davanti a tutti. Sarà durissimo, giro più veloce, fastest di Norris, stiamo fuori sicuro. Stiamo girando ancora benissimo, secondo me hanno anticipato un po' troppo Leclerc e gli altri, Fastest comunque, fastest. Adesso vediamo se aumentano i distacchi, ecco, dobbiamo stare calmi, perché abbiamo una bella chance. Adesso spremiamo le gomme fino alla fine. E che io punto a rimettere le soft, ovviamente. Però le soft mi hanno tenuto solo 25 giri bene. Anche andare 21-36, beh. Manca tantissimo. Vediamo se è fattibile. Norris dopo l'erroretto ha recuperato bene. So che non abbiamo più carburante, però questo è ufficiale. E comunque non stiamo guadagnando, Però non c'è margine per poter stare ancora fuori. Per avere le gomme più... Se dopo non andiamo di hard, mentre loro faranno allora, secondo me loro fanno media, soft. Infatti nessuno ha messo le hard. Devo cominciare a riflettere anch'io, però, Poi andrei cioè, cercherei di chiudere la gara con una sosta solo, che sarei l'unico a fare una sosta. Praticamente, vedendo un po' l'andazzo degli altri. Sono un po' indeciso, sinceramente. Vabbè, finché le gomme ci stanno, io continuo. Ricciardo 12°. Dai, Ricciardo, dai. Sto perdendo, però, Potrei cambiare sinceramente strategia, vedendo anche gli altri. Questa è l'unica sosta. Se dopo mi becco tutti gli altri praticamente con le soft, sarei l'unico stronzo con le hard. Ma continuo a perdere da Sainz. Dai, adesso faccio l'ultimo giro e il prossimo vado. Però penso che andrò ancora di medie. E poi chiudo con le soft. Vediamo se è la scelta giusta. Opzioni box, però andiamo ancora di medie. Ok. Vai, proviamo così. Comincio a perdere tanto. Comincio a perdere adesso. C'è la safety car adesso che non arriverà, ovviamente. Ok, ai box Lando. Box. Veloci, vediamo quante posizioni perdo. Siamo ancora con l'imitatore aperto, purtroppo. Settimi. Settima posizione. Adesso qua devo un attimo mettere a posto il carburante, Mettiamo un attimo a posto il carburante. Bandiera gialla, speriamo di non essere noi. Russell, bloccaggio per Russell. Bene che è dietro di noi. Sorpasso spettacolare della McLaren. Perfetto, superato alla grande.
Qualcuno ha bloccato le ruote. Ancora problemi per Russell, problemi per Russell. Problemi per il Russell. Adesso vediamo se abbiamo un ritmo appena possibile. Rimettiamolo, accumulare un po' di carburante adesso. La McLaren sale e va avanti. Bravo Ricciardo, bravo. Ok. Stiamo su equilibrata adesso. Bloccaggio in pista. Madonna, ma Russell, ragazzi, cioè, ritirati, cazzo, è il quinto bloccaggio in 3 minuti. George Russell. Quel bloccaggio poteva costargli caro. Vediamo se sta usurando anche le gomme di più. Ma in realtà no. Adesso vediamo se avevo margine per andare a prendere Perez. La vedo duretta. Ricciardo è vicino alla zona point comunque. Ricciardo è in piena lotta. Ricciardo è in piena lotta. Dai Ricciardone. Dai Ricciardone, che puoi tornare dopo un errore veramente grave. Well done. Norris invece sta consumando più il carburante. Non capisco sinceramente. Vabbè, dai Ricciardo, continua così. Proviamo a spingere un po' adesso con Lando, che col carburante, che se siamo messi male. Niente, non riescono ad arrivare ai ritiri per me. Tutti in tutto il mondo ce li hanno, io no. Attenzione. Niente di che. No, ancora Ricciardo, no però. Ancora Ricciardo, no. Cos'è successo? Qui vediamo Daniel Ricciardo. Va Appena al superato. Era l'ultima cosa di cui aveva bisogno. Ancora Ricciardo che è tornato 11°. Okay, I had a lockout. Copy. Incredibile, incredibile gli errori che fa sto uomo. Non ci posso credere, guarda. Norris come va? Voglio una safety car per il carburante. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Russell supera Ricciardo che adesso è anche in difficoltà. La McLaren è lanciatissima ora. Norris quarto, grandissimo qua Lando. Giro record di Ricciardo. Ma non serve a niente Ricciardo se poi non riesci a fare un cazzo e mi fai 1000 errori. So just keep taking care. You're doing a good job. Ricciardo fa errori a manetta. Siamo quarti con Norris, calma. Giro veloce per Lando. Stiamo girando bene, certo che stiamo consumando praticamente qualsiasi cosa. Buono, però dai, comunque sta facendo una bella gara. Peccato Ricciardo, dovrebbe essere anche lui sesto, settimo, un pirlotto proprio. Cerchiamo di conservare un po'. Big lift. Confident. Ricciardo, è inconcepibile gli errori di Ricciardo, veramente. Abbastanza. La Mercedes conquista una Va posizione. bene. Giro 40 su 66. C'è stato un bloccaggio qui. Bloccaggio di Zhu. Un po' avanti perché solo io posso trovare la stagione perfetta. Dai, vogliamo una safety car, vogliamo qualcosa, cazzolina. Sarebbe fondamentale.
Certo, siamo distanti da Verstappen. Attenzione, sta arrivando però. Sta arrivando Gigi, signori, sta arrivando Gigione. Ovviamente con Ricciardo dovrò mettere le soft. Cioè devo mettere le medie perché ho già messo le soft nella prima stint. Ma proprio non lo capisco Ricciardo, cioè non lo capisco. Si è fatto sotto bene qua Gigi purtroppo. Il problema di Norris è il carburante per il momento. Stiamo facendo fatica con il carburante. Mancano 21 giri alla fine. Tra poco inizierà il valzer finale. Blocco ruota avversario. Ha bloccato le ruote ed è andato dritto. Vettel va per campi. Diamo uno sguardo di nuovo. È coinvolto Sebastian Vettel. Sì, ecco il bloccaggio. Per campi Vettel. Mamma mia Gigi, com'è vicino Gigi, signori. Però da Verstappen arrivo chilometri. Ma va bene così, rispetto a come siamo partiti col mondiale va iper bene. Secondo me Gigi ce la fa però. Gigiotto ce la fa, ho paura. Tanto Leclerc ha sempre il fastest. Un po' più veloci. Devo assolutamente accumulare ERS. Mi supera comunque purtroppo, quindi a sto punto tengo carburante. Salvo miracoli. Infatti eccolo là, adesso comincia il valzer. Comincia il valzer, signori. Sainz è davanti a me, ha già fatto la sosta. Porca miseria. Mamma mia. Devastante. Leck iBox, Leck iBox. Neutro. Leclerc iBox. Is okay, please. Recharge off is okay. Con Ricciardo, ora facciamo l'ultima bomba. Andiamo adesso di meglio. No, no, no. Ah no, ancora soft in realtà. Molto azzardato. Però è il 92 questo, proviamo. Non abbiamo molto da perdere, onestamente. Non c'è molto da perdere. Ma tutti staranno con le soft nuovamente, eh? Okay, use deploy. Understood. Daniel pit lane. Okay, understood. Remember the pit lane speed limiter. Pit lane speed limiter. Vai, proviamo. Io sono in pieno traffico con Sainz, non posso rischiare. Like to box this lap, please. E Sainz l'ha già fatta la sosta. Ricciardo in box, siamo noni, ma perderà sicuramente. 16 giri li possono fare tranquillamente a bomba, ma tranquillamente proprio. Quello che mi spaventa un po' è il carburante, purtroppo.
Ricciardo esce, siamo decimi. 11, ancora decimi, ti prego, tiella. E guadagniamo, bravissimo Ricciardo, e bravissimi anche iBox. Bravo Ricciardo, adesso vediamo se fa il terzo errore. Siamo in zona punti anche con Ricciardo adesso. È chiaro che non siamo al 100 di gomme, ma al 90, quindi stiamo comunque attenti. Norris iBox. Dai ragazzi, mi raccomando. Tsunoda also pitted. Dai veloci. Dai veloci. Gigi sta arrivando, rettilineo per Gigi. Rettilineo per Gigi, vediamo. Toglie l'imitatore Norris, dai. Ce la fa. Però siamo quinti. Quinto posto, grandissimi ragazzi. 16 giri alla fine. Perfetto. E adesso possiamo, anzi dobbiamo mantenere la quinta piazza. Possiamo farcela ragazzi, non è impossibile. Non è impossibile. Non mi interessa la quarta, so che Gigi è più forte. Vai, andiamo. Velocizziamo un pochino. Okay, gotcha. Norris supera Hamilton comunque, è di brutto anche. La McLaren sale e va avanti. iBox Russell. Giro più veloce di Norris, sta pompando adesso Lando. Il problema purtroppo è il carburante. Siamo su equilibrato. Vediamo se miglioriamo un po' il carburante. Sorpasso spettacolare della McLaren. Bravo. Era forse un bloccaggio. Bloccaggio di Russell. Vabbè, Russell, gara scandalosa di Russell. Ricciardo sale in ottava posizione, stiamo andando alla grande. Grandissima macchina. Piloti vanno un po' deluso con tanti errori. Focus on fuel from now, please. Non voglio rischiare, Fiore. Non si rischia niente. Perdere la posizione non mi interessa se perdo la posizione su Gigi, onestamente. Adesso bisogna tenere il carburante. Mi supererà Ocon con Ricciardo, mi supererà Hamilton, ma non è un problema. Adesso voglio vedere un miglioramento. Mi supera Hamilton e mi supera Ocon, tutto regolare. La possiamo stare su equilibrata. Neutro ci siamo. E qua su equilibrato. Sì, ma comunque aveva un buon vantaggio su Hamilton, E anche su Ocon. Appena abbiamo messo a posto il carburante ci siamo. Molto bene. 6 laps to go. Oggettivamente superare Gasly è impossibile. Io starei così sinceramente. Cerchiamo di congelare le posizioni. Questo è l'obiettivo. Speriamo. Se la facciamo sono tanti punti ragazzi. Speriamo bene. Attenzione, yellow flag. Okay, there are yellows ahead. Sembra lunga questa però. No, solo un bloccaggio. Qua possiamo tranquillamente. Just be careful with this time. Abbiamo 3 secondi da Gigi. Non ha senso rischiare. Anche qua stiamo su standard. Ocon 2 decimi però. The time. Okay, understood.
No, ma Ocon secondo me è più passo rispetto a noi. Siamo in difesa. Okay, use E vediamo se riesce a tenere. Okay, cheers. Vediamo se tira il porco di Ricciardo. Norris a 3-6, quindi siamo iper tranquilli. Rendiamo la vita difficile a Ocon almeno. Sarebbe bello finire quarti e ottavi. Sarebbe molto bello. Ci sta provando Gasly, ci sta provando. Scusate Ocon. Ce la fa probabilmente, eh. Non mi scandalizzo sinceramente. Ma voglio i primi punti per Ricciardo. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Va benissimo così. Stiamo sul conservativo. Mamma mia, non vuole... Dopo il carburante per Norris è stato un casino. Final lap vince Charles comunque. Let's try and push up. Verstappen fastest. Con Norris non voglio rischiare 2-4, ma insomma c'è margine. C'è margine, dai. Vediamo se Ricciardo ce la fa alla fine. Proviamoci. Ricciardo ci sta provando, bellissimo questo duello alla fine. This is the last lap. Bellissimo questo duello. Nicely done, nicely done. Gigi a 2 secondi, attenzione, manca ancora un giro. Ricciardo ce la fa. La McLaren sale e va avanti. Prego non cappellare Ricciardo, grazie. Mamma mia. Rischi per Ricciardo, forse è finita, sì è finita. È finita purtroppo. Norris, andiamo, se la sta prendendo comoda Norris, Hamilton è 1-7, ancora indietro. Gigi vince Charles, ennesima vittoria di Charles. Per Norris quasi podio, porca miseria. Mamma mia che gara con Lando. Charles Leclerc si aggiudica il Complimenti a Charles. Ma non interessa il nostro Lando. Vai Lando, per un quarto posto pesantissimo. Ti prego non sbagliare qua. Non sbagliare qua. Vai Lando. Oh yes, P4, P4. Grandissimo. That is the checkered flag. Bravissimo. I think you did Andiamo da Ricciardo. Great job, mate. Sì. Molto bene Ricciardo. Norris, ma anche Ricciardo, primi punti teoricamente. Ocon ce l'ha fatta perché noi veramente non avevamo più gomme. Un cambio di strategia che secondo me ha funzionato. Secondo me non avevamo il passo con le hard per fare una sosta solo. Dopo per carità non si può sapere, però molto bene. The checkered flag. È andata veramente alla grande. Applausi per la McLaren. Sei orgoglioso, prestazione impeccabile. Sì. Very good. Un bel quarto posto e un bel passo anche. Lando sale a 25 punti. Per Ricciardo i primi punticini irridati. La McLaren sarà al quinto posto. Adesso superiamo la sfida e qua. Sarebbe bello arrivare ai quarti. Però intanto stiamo quinti e mi è contento. Tanta esperienza per Lando. Però Ricciardo sinceramente lo cambierà a fine stagione. Non mi piace a metà stagione. Prendiamo un po' di soldi, va benissimo. Tutto regolare. Alettone anteriore, ok. Se possiamo salire meglio.
Ok. Facciamo... dove che siamo carenti? Media velocità. No. 33,9. Facciamo... Aspetta, ma si può fare questo? Non ho mai capito se si può fare. Ok. Stiamo così. Ingegneri. Aspetta un attimo, però, sto sbagliando qualcosa forse, Aspetta un attimo, devo adesso... Produzione. Scusate un attimo. Mail. Penultimati lavori sul progetto a lettone. Ok, produce... Ah, ok, allora produciamolo. Approccio affrettato. Ne facciamo 4. E ok, facciamone sempre 4. Dopo. Mail. Panoramica. Va bene, Ferrari sempre domina, supera le aspettative, perfetto. Auto. Progetti in corso. Ah, questo sta facendo probabilmente il telaio. Nuovo progetto. Va bene. Allora. Mostra griglia. Fammi pensare. Monaco Grand Prix. Sospensioni. Siamo massimali in velocità. Pance laterali. Ore di galleria del vento. Bisogna fare così. Prestazioni in gara. Non è che miglioriamo chissà tanto, però aspetta. Ok. Vediamo un attimo. Raffreddamento. Magari in velocità massima. Proviamo così. Generi 6, affrettato. Dobbiamo continuare a produrre fiori. E stiamo producendo il pezzo. Vediamo un attimo i piloti. Ora Norris ha un punto in più, perfetto. E gli miglioriamo i riflessi. Ok. Beh, Lando lo amo, quindi Lando rimane. Ricciardo ha un punto, per fortuna. Oh, sarebbe che forte, cioè che cazzo di vuoi dire? Gli miglioriamo. Le migliora la precisione. Pensavo di crescita e aggressività. Beh, vai. Andiamo a vedere le strutture se posso darvi che mi migliorano più velocemente i piloti. Allora. Simulatore gara. Ah, stiamo ancora aspettando, stanno ancora. Sala del consiglio.
Questo lo aggiorniamo. Sala dei cimeli. I soldi non mancano, il centro visite. Li aggiorniamo. Sala del consiglio. Ok, boh. Perfetto. Questi costano tanto. Questi purtroppo dobbiamo aspettare. Vai. Produzione completa. Centro meteorologico, perfetto. Mail, anteprima gara. Previsione gara parzialmente nuvoloso. Ok. Centro meteorologico, perfetto. Aggiorniamolo del tutto a sto punto, così siamo tranquilli almeno col meteo, cazzo. Vediamo la gara, è prevista pioggia al venerdì. Ok, pioggia il venerdì, vabbè, chi se ne frega. Allora, auto 2 Norris, lo mettiamo a Norris. Allora. Cioè lo miglioriamo, sì. Installa auto 2 e installa su auto 1. Quindi siamo un po' più forti o no? Eh beh sì, dai, stiamo migliorando. Perfetto. Molto bene. Va buon raga, siamo in miglioramento, perfetto. Qua mettiamo a posto questo, raggiungi il Q2 e il Q3. Il Q3 con tutti e due. Il Q2, oh, la rischiamo. Vai, vai. Che vogliamo i soldini. Posizione finale. Vabbè, questo per forza. Slot garanzia. No, il giro più veloce no. Teniamo così. Va bene, raga, prossimo Gran Premio. Il Gran Premio di Monaco. Raga, alla prossima. Ciao!